Bene, eccoci con Davide Verri, il tuo esordio oggi in campionato, purtroppo negativo come risultato. E ti abbiamo sentito molto, nel senso che incitavi molto dagli spalti, si sentiva quasi, si toccava la grinta che volevi trasmettere ai tuoi compagni, però non ce l'abbiamo fatta. Secondo te cosa è mancato? È mancato un po' del punto di grinta, cercavo di urlare per tirarli un po' su. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi purtroppo abbiamo fatto un mezzo errore difensivo, ci siamo fatti scappare, poi è andato giù, rigore 1-1 e da lì non abbiamo reagito. Ecco, forse se il primo gol ci poteva anche stare un rigore, insomma, anche se un po' ingenuo visto che era ormai quasi allo scadere, però il secondo la difesa si è fatta un po' sorprendere, queste sono ingenuità che non bisogna ripetere. Io ti ho visto poi fare una bella parata perché prendere il 3-1 sarebbe stato troppo punitivo per il Porto. Purtroppo non siamo stati attenti, abbiamo regalato un po' troppo. Servirà di lezione per il prossimo, è la prima, abbiamo tutto il campionato davanti. Bene, allora archiviamo questa partita, andiamo due parole su di te, visto che si sapeva che eri infortunato, come stai fisicamente? Adesso bene, molto bene, lo sto riprendendo, abbiamo fatto delle sedute di fisioterapia, di tecoterapia. Cosa hai avuto? Ho avuto un'infiammazione alla schiena dovuta al caricato un po' troppo male e adesso stiamo tornando sulla giusta strada. Siete tre portieri, avete giocato fino adesso tutti e tre, ma chi è il titolare? Ve la giocate? Lo decide il mister questo. Bene, grazie Davide. Ciao.